Ben ritrovati, eccoci pronti per questa nuova edizione del nostro TG. Tante le notizie, cominciamo dai titoli. Il presidente uscente ribadisce la volontà di un passo indietro in favore di un giovane. Venerdì Oliverio sarà presente alla direzione nazionale del partito, in arrivo in Calabria Di Maio, Salvini e la Meloni. Il sottosegretario all'editoria Andrea Martella, l'unica, assume l'impegno di una riforma per rilanciare il settore, combattere le fake news e rafforzare l'informazione locale. Continua la protesta degli operai di Ecologia Oggi, basta balletti di responsabilità tra azienda e comune sui pagamenti, dicono, sit-in delle tute gialle a Palazzo dei Bruzzi. Momenti di tensione su via Pane Bianco a Cosenza dopo la segnalazione di un pacco sospetto lasciato all'ingresso di un centro commerciale. Sul posto gli artificieri, si è trattato di un falso allarme bomba, all'interno del borsone c'erano vestiti. Tagliate le gomme dell'auto dell'assessore al bilancio del comune di Casali del Manco, Francesca Pisani, che ai nostri microfoni dice: vado avanti, su quanto accaduto indagano le forze dell'ordine. La Guardia di Finanza di Gioia Tauro ha scoperto un evasore totale. Si tratta di un gioielliere che avrebbe sottratto alla tassazione oltre 3 milioni di euro. Ancora ben ritrovati dalla redazione del TG10. In primo piano la politica, perché manca poco più di un mese alla consultazione elettorale per le regionali, ma ancora è tutto da sciogliere il nodo relativo alle candidature. Nel pomeriggio il presidente Oliverio ha fatto sapere che lui è disposto, ha ribadito la sua disponibilità a mettersi da parte se ci fosse un giovane candidato a rappresentare il centrosinistra, e ha anche detto che venerdì sarà presente alla direzione del partito. In questo fine settimana in Calabria arriveranno i big Salvini, Di Maio e sabato la Meloni. Il punto nel nostro servizio. Oliverio ci proverà fino alla fine. Come da noi anticipato, venerdì parteciperà alla direzione nazionale del partito per dire a Zingaretti come la pensa, per dire ancora che non lascerà la sua storia a nessuno, perché in Calabria ci sono le condizioni per giocare la partita e vincere, ma bisogna confrontarsi con umiltà. Il messaggio è chiaro e tradotto significa disposto a fare un passo indietro per fare posto a un giovane, quindi niente callipo e niente altre soluzioni che sono apparse in questi giorni all'orizzonte del Partito Democratico. Il presidente uscente è convinto che ritrovando l'unità del centro-sinistra si possa fare una lunga strada. Noi abbiamo non tempi scaduti, abbiamo la necessità di guardare alla Calabria, e alla Calabria si guarda ponendo in primo luogo prioritariamente gli interessi della Calabria. Intanto stasera nelle federazioni di Crotone e di Cosenza è andata in scena la protesta singolare ma significativa nei contenuti, cioè la maratona oratoria, per protestare in maniera civile ma al tempo stesso forte e vibrante contro la decisione definita di stampo stalinista che ha portato al commissariamento delle due federazioni. Sortirà l'effetto sperato? È tutto da verificare, e forse già nella giornata di venerdì, in occasione della direzione nazionale del partito, se ne saprà di più. Domani sarà il giorno di Salvini in Calabria, sarà ovunque in regione tranne che a Cosenza. Il Movimento delle Sardine prepara un'accoglienza non proprio festosa. Il leader della Lega ha promesso che annuncerà il nome del candidato alla presidenza della regione per il centrodestra, anche se è molto probabile che l'annuncio verrà fatto nel weekend. Fiato sospeso tra gli attivisti del Movimento 5 Stelle, che a breve conosceranno l'esito del voto espresso dalla piattaforma Rousseau per la scelta dei candidati che rappresenteranno il movimento alle elezioni. Anche Francesco Aiello segue con attenzione particolare e attende l'esito delle votazioni che sancirà un sì o un no alla candidatura per la presidenza. Venerdì Di Maio verrà in Calabria ed è chiaro che sarà lui a incoronare il prescelto. Tanto per segnalare gli appuntamenti del weekend politico calabrese, non può sfuggire che sabato a Cosenza arriverà Giorgia Meloni per un incontro con militanti e simpatizzanti di Fratelli d'Italia.
E oggi all'Università della Calabria il sottosegretario all'editoria e all'informazione Andrea Martella per parlare di fake news con i giornalisti calabresi. Il sottosegretario ha assunto degli impegni precisi, la riforma del settore in una regione dove la legge è antica di 40 anni. Vediamo. Le fake news, l'informazione e la disinformazione sono state al centro di un incontro che si è tenuto all'Unical, promosso dall'associazione Sud Unical, che ha invitato per l'occasione il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria, Andrea Martella, con il quale hanno discusso i giornalisti Pasquale Motta, Massimo Clausi, Arcangelo Badolati e Attilio Sabato. Per Martella la strada da seguire per battere il dilagare delle false informazioni è abbastanza chiara. Si deve approvare rapidamente la direttiva europea che recepisce il copyright e quindi arrivare ad un preciso equilibrio tra pluralismo, libertà dell'informazione, diritto degli autori, realtà dei fatti, remunerazione dei contenuti editoriali. Ma c'è anche un lungo lavoro da fare per creare nei giovani una vera coscienza digitale utile a discernere il vero dal falso, senza contare le azioni sanzionatorie contro chi crea e diffonde fake news. Martella ha anche parlato della riforma del finanziamento pubblico alla stampa, comunque indispensabile a suo dire per garantire la democrazia. Una buona informazione è fondamentale per la qualità della democrazia, anzi, come dice la Corte Costituzionale, è una scelta preliminare garantire un sistema di informazione che sia finanziato per garantire il principio democratico del nostro Stato. Continua la protesta, cambiamo decisamente argomento, degli operai di ecologia. Oggi basta balletti di responsabilità tra azienda e comune sui pagamenti, questo dicono, la richiesta è quello di avere le spettanze, il sit-in delle tute gialle a Palazzo dei Bruzzi. Vediamo. Ieri vi abbiamo raccontato l'assemblea delle tute gialle di Ecologia Oggi, la società che si occupa della raccolta rifiuti nel territorio cosentino, che hanno deciso successivamente di recarsi a Palazzo dei Bruzzi per chiedere delucidazioni sulla loro situazione economica. I lavoratori che lamentano la mancata corresponsione dello stipendio di novembre dopo la comunicazione da parte dell'azienda con difficoltà nei pagamenti, anche di dicembre 13ª, hanno deciso di mobilitarsi e dopo un corteo su via Popilia si sono nuovamente spostati al comune occupando il salone di rappresentanza. Una situazione preoccupante scaturita dal blocco dei pagamenti delle fatture relative al servizio da parte dell'ente comunale, ritardi relativi ai mesi di giugno, luglio e agosto 2019. Rivendicano un diritto sacrosanto, siamo stanchi, dicono, dei balletti di responsabilità, vogliamo ciò che ci spetta, che è frutto del nostro lavoro quotidiano. Lo stato di agitazione va avanti da qualche giorno, ma al momento la situazione resta di stallo. Hanno parlato anche con il prefetto di Cosenza, i dirigenti comunali hanno dato loro rassicurazioni sull'emissione di un bonifico che fino ad oggi non è avvenuta. Ecco perché hanno deciso di recarsi nuovamente al comune e l'occupazione proseguirà fino a che non avranno risolta la loro vertenza. E speriamo davvero che questa situazione si sblocchi. Continuiamo a parlare di rifiuti perché a Rende si è tenuta una iniziativa sul tema dello smaltimento dei rifiuti, un confronto a più voci per offrire ai cittadini un'adeguata informazione anche sull'impatto ambientale degli impianti di trattamento e delle discariche. Vediamo. La questione dei rifiuti è al centro del confronto promosso a Rende dal Lato 1 Cosenza e dal Comitato Interdisciplinare Rifiuti e Salute. Il titolo dell'appuntamento, NIMBY, acronimo inglese che significa non nel mio giardino, traduce la posizione oggi prevalente di contrarietà alla realizzazione di impianti o discariche in luoghi vicini a dove si vive o si lavora. All'incontro hanno partecipato sindaci, amministratori locali e associazioni ambientaliste. I relatori si sono confrontati sull'importanza della presenza nei territori di un'efficace filiera impiantistica integrata, ma anche sulla conoscenza delle modalità
modalità di funzionamento di tali infrastrutture comunemente ritenute inquinanti e nocive per la salute, oggi al contrario è stato sottolineato dotate di strumenti innovativi e tecnologicamente avanzati, tali da consentire un'adeguata rigenerazione del rifiuto e una rigorosa gestione degli scarti. I sistemi di gestione dei rifiuti vanno visti assolutamente in modo integrato e adottati secondo le necessità. Il convegno ha registrato anche l'intervento di Paolo Russo, deputato e già presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Nelle regioni del Mezzogiorno, ha detto, milioni di tonnellate di spazzature in mancanza di impianti vengono spedite in giro per il mondo per essere valorizzate altrove. Servono impianti, un'impiantistica moderna capace di rispondere ad una domanda sempre diversa da parte di chi produce. I cittadini producono rifiuti. La raccolta differenziata va implementata, va aumentata, ma soprattutto va aumentata una raccolta differenziata capace di individuare quei prodotti che sanno stare sul mercato e che nel mercato possono trovare una loro valorizzazione ed anche un riuso. I lavori sono stati conclusi dal presidente del Lato di Cosenza, Marcello Manna. Noi dobbiamo affrontare l'emergenza e affrontarla anche in modo molto serio e soprattutto in modo con tempi ridottissimi. E quindi individuare le discariche, individuare il sito per l'ecodistretto e quello che serve per il territorio. Poi bisogna progettare il futuro. Momenti di tensione, di paura oggi su via Pane Bianco, siamo a Cosenza dopo la segnalazione di un pacco sospetto lasciato all'ingresso di un centro commerciale. Sul posto sono arrivati gli artificieri. Questo che sentite è lo scoppio dello zaino sospetto avvistato su via Pane Bianco. Si sono vissuti momenti di tensione e paura intorno a mezzogiorno a Cosenza, nella centralissima via Pane Bianco, quando le forze dell'ordine sono state allertate da un passante per la presenza di uno zaino sospetto lasciato incustodito davanti l'ingresso di un centro commerciale. Immediatamente si è pensato ad un pacco bomba, per questo sono stati allertati gli artificieri e la strada è stata transennata e bloccata al traffico per evitare conseguenze molto più gravi. In pochi minuti l'arrivo sul posto delle forze dell'ordine specializzate che hanno fatto brillare lo zaino, accertando successivamente che all'interno c'erano solo alcuni indumenti. Forse appartenevano a qualcuno che frequenta la palestra che si trova proprio nei pressi del noto centro commerciale di fronte alla Città dei Ragazzi. La strada subito dopo è stata riaperta al traffico e la situazione è tornata alla normalità. Atto intimidatorio, vittima un assessore del comune di Casali del Manco a cui sono state tagliate le gomme dell'auto. Francesca Pisani, assessore al bilancio, ai nostri microfoni dice: continuerò a lavorare, intanto indagano le forze dell'ordine. Vediamo. Io vado avanti per la mia strada con la schiena dritta, anzi posso dirle, se questo atto intimidatorio dovesse essere legato alla vita amministrativa e politica, mi convinco ancora di più che sono nel giusto, che sto facendo bene e quindi continuerò sicuramente in quello che è il mio impegno politico, amministrativo e professionale con ancora più determinazione. Francesca Pisani, assessore al bilancio e alle politiche sociali del comune di Casali del Manco. Ieri mattina ha trovato gli pneumatici della sua auto tagliati. Ci racconta cos'è accaduto. Insegno al liceo classico Telesio di Cosenza. Ieri mattina ero in servizio, ho preso servizio alle 8, intorno alle 12:30 i collaboratori scolastici mi hanno avvisata dicendomi che appunto le ruote della mia automobile erano state tutte tagliate. Un atto sicuramente grave, gravissimo, che non è ovviamente riconducibile ai miei studenti con i quali ho un ottimo rapporto e che per nessuna ragione al mondo si sarebbero permessi di fare una cosa del genere. Non so chi sia stato, io ho denunciato, mi sono immediatamente rivolta alle forze dell'ordine, sono stata in questura, ho denunciato perché è un atto molto molto grave, inquietante e sono soprattutto delle cose che non dovrebbero accadere. Ha denunciato questo grave gesto alla polizia e le indagini sono in corso per individuare i responsabili. I poliziotti concordavano con me nel dire che gli studenti che si indispettiscono
perché magari l'insegnante non so, li ha interrogati ed ha dato loro un voto basso, non infieriscono in questo modo, si limitano, non so, a bucare una ruota dell'automobile della professoressa, ma non tagliano tutte le ruote. È sicuramente riconducibile ad altro, né tantomeno può essere riconducibile ad un malintenzionato. Lì davanti al liceo erano parcheggiate ieri, come del resto ogni giorno, veramente centinaia di automobili, ed è stata colpita la mia, che oltretutto era parcheggiata davanti al cancello del liceo Telesio. Quindi sarà sicuramente stato qualcuno che ha voluto inviarmi un messaggio, no? Un messaggio intimidatorio, qualcuno che vorrebbe farmi paura, ma che sicuramente non ci riuscirà. E facciamo un passo indietro, torniamo alla politica regionale, perché ci sono i risultati della piattaforma Rousseau. Gli iscritti e residenti in Calabria dicono sì sulla piattaforma Rousseau alla candidatura di Francesco Aiello, ma il Movimento 5 Stelle esce dalla votazione spaccato. Sono state espresse in totale 2.167 preferenze, di queste 1.150, cioè il 53,1%, sono andate ad Aiello. Le restanti 1.017, cioè il 46,9% di no. Tra i candidati consiglieri regionali più votati sono stati Rosella Cerra, Vittorio Bruno e Guglielmo Minervino. Torniamo alla cronaca con le nostre brevi. Scoperto dalla Guardia di Finanza di Gioia Tauro, un commerciante di preziosi evasore totale. Secondo i finanzieri, l'imprenditore avrebbe sottratto alla tassazione oltre 3 milioni di euro. Il gioielliere è stato denunciato per violazione alla normativa penale tributaria. Nei suoi confronti è scattato il sequestro per equivalente. Ancora fiamme nella tendopoli di San Ferdinando, a fuoco la cabina elettrica. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l'incendio si propagasse. L'USB denuncia che da mesi si verificano continue interruzioni dell'erogazione della corrente elettrica a causa di sovraccarichi. Il sindacato chiede un incontro urgente col prefetto. Eseguita l'autopsia sul corpo della 56enne rumena residente a Vibo Valentia, deceduta il 5 dicembre scorso a causa di un infarto dopo essere stata dimessa dall'ospedale. L'esame autoptico è stato disposto dalla Procura di Vibo. L'inchiesta è stata aperta dopo la denuncia dei familiari. La donna si era recata allo Iazzolino lamentando forti dolori, ma le erano stati somministrati solo antidolorifici. A San Giovanni in Fiore individuate 2 persone che buttavano i rifiuti per strada grazie alle fototrappole installate sul territorio dell'amministrazione comunale. Adesso si sta procedendo con la notifica dei relativi verbali. Lo comunica l'assessore all'ambiente di San Giovanni in Fiore, Giovanni Gentile, che nello scorso mese di giugno ha avviato con l'installazione di 10 fototrappole sull'intero territorio sangiovannese un imponente piano di contrasto all'abbandono illegale di rifiuti. Individuato dai vigili urbani di Reggio Calabria il pirata della strada che nel pomeriggio di lunedì è investito nei pressi di Viale Messina un 75enne dileguandosi senza prestare soccorso. Si tratta di una donna di 90 anni individuata dalla municipale grazie alle descrizioni di un testimone oculare. La 90enne è stata denunciata e le è stata ritirata la patente. L'uomo investito fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. A Reggio Calabria politici, sindacati e medici delle strutture pubbliche e private si sono confrontati sui temi caldi della sanità, un'analisi dell'attuale situazione tra criticità e prospettive. Vediamo. Una rete virtuosa tra sanità pubblica e privata è possibile. Nel rispetto di ruoli e funzioni, un'efficiente e sicura sinergia può essere ottenuta. L'idea è stata ribadita a Reggio Calabria, dove su iniziativa del dottor Edoardo Lamberti Castronuovo, direttore dell'Istituto Clinico De Blasi, mondo politico, sindacale, medici di strutture pubbliche e medici di strutture private si sono confrontati su quella che sarà la sanità in prospettiva in una realtà difficile come la Calabria. L'analisi dell'attuale situazione fa chiaramente intendere che la preoccupazione degli operatori è alta, dalle problematiche finanziarie a quelle prettamente operative. Il timore che erogare sanità diventi sempre più complicato è presente e non si riesce a cancellarlo. Individuare pertanto percorsi comuni è un'idea da non sottovalutare, ne è convinto Lamberti Castronuovo.
Le negatività ci sono, non c'è dubbio, ma le positività sono di gran lunga superiori. Parliamo ovviamente del campo della sanità. Lo possono testimoniare gli innumerevoli pazienti che hanno avuto interventi chirurgici nella struttura pubblica, esami nella struttura privata. La sanità è una sola, pubblica e privata. Questa distinzione è servita solo a qualche politico per giocare su queste cose. La sanità è una, non c'è colore politico, non c'è bandiera, non c'è partito. Uno ha il diritto, secondo la Costituzione, di aver tutelato la salute. Possibilista anche il dottor Piero Volte, primario di chirurgia vascolare ai Riuniti. Per quanto riguarda la nostra specialità, la migrazione così passiva si è molto ridotta, la gente ci ritorna volentieri, riusciamo a fare della chirurgia di elevato livello perché siamo arrivati ormai a confrontarci con l'arco dell'aorta toracica che prima aveva una mortalità dell'80-90%. Questo ci ha permesso e ci permette di combattere dignitosamente e di competere con le altre realtà organizzate. E lo stesso sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, approva l'idea. È il momento anche dell'orgoglio sicuramente per l'Istituto De Blasi, per quello che è l'arrivo di 2 nuovi macchinari che sono un'eccellenza e un unicum in Italia, ma è un orgoglio anche per la città metropolitana, è un orgoglio per l'intera regione Calabria e soprattutto è un momento che davvero riaccende la speranza e può essere, perché no, quell'embrione della congiura virtuosa, come direbbe il dottore Lamberti, che ci deve fare unire intorno a tematiche rispetto alle quali le divisioni politiche e ideologiche non sono ammesse, e una di queste è sicuramente la sanità. A Cosenza per gli appuntamenti il ricco catalogo dell'Associazione Vertigo Arte è stato presentato ufficialmente nel Museo dei Bretti e degli Enotri. Vediamo. Al Museo dei Bretti e degli Enotri di Cosenza è stato presentato il catalogo Arte Vertigo Arte, edito da Rubettino, per la collana Arte Contemporanea diretta da Giorgio Bonomi. Il catalogo racchiude tutto il resoconto dell'attività dell'associazione dal 2003 al 2018 ed è accompagnato da una mostra di disegni che Vertigo Arte di Cosenza presenterà nel mese di gennaio presso la Galleria La Nuova Pesa di Roma. Il catalogo è la somma di tutte le attività che si sono state espletate nei 15 anni di Vertigo. Naturalmente Vertigo era nato a suo tempo come alternativa a quella che erano le gallerie dell'epoca che successivamente, come dire, ad una crescita culturale abbastanza standardizzata, erano ancora rimaste nell'ambito di un'attività più commerciale. E noi come associazione si è tentato, come dire, di istituire questo luogo alternativo dove artisti di tendenza e di ricerca, venendo a Cosenza, ci aprisse un po' quel mondo verso la nuova ricerca contemporanea. La presentazione del catalogo arriva in occasione del finissage della mostra, ospitata dal Museo dei Bretti e degli Enotri, Calabria Focus sull'arte contemporanea, a cura di Enzo Lepera, Gianluca Covelli e Ghislaine Maillot. Vertigo Arte, nei 15 anni di attività, si è avvalsa del contributo di numerosissimi artisti italiani ed internazionali e ha offerto alla città di Cosenza l'opportunità di un nuovo rinascimento. Restiamo a Cosenza, andiamo a Villa Rendano che ha ospitato la presentazione del libro Ritratti in versi, storie di medici e pazienti di Donatella De Buono. Vediamo. Ritratti in versi, storie di medici e pazienti. E questo è il titolo del libro di Donatella De Buono, edito dalla casa editrice Luigi Pellegrini e presentato a Cosenza nelle sale di Villa Rendano. Si tratta di un incontro empatico tra il medico e il paziente e quello che ne esce fuori sono dei brevi racconti che poi io ho soltanto messo in versi, in realtà ho cercato di raccordare per tirare fuori quello che c'era all'interno di queste persone. Ci sono delle illustrazioni che gentilmente ci ha concesso una pittrice, artista di Cosenza, che è Assunta Mollo, presidente dell'Associazione per i Parkinsoniani, per cui una parte anche del ricavato delle vendite del libro sarà devoluto a questa associazione. Mi sembrava anche giusta questa cosa, ma soprattutto per far capire che anche le persone con disabilità hanno dei talenti straordinari ed è questo che voglio
volevamo sottolineare, non tanto la malattia ma l'atteggiamento delle persone, che può essere comunque propositivo. La serata di presentazione è stata arricchita dalla lettura di alcuni brani del libro a cura di Silvana Gallucci. Miseria e nobiltà, più nobiltà direi nei nostri pazienti, insegnanti di vita e di coraggio, diritti anche nella mala sorte, coraggiosi soprattutto nel disagio. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Nelle prossime ore condizioni di tempo perturbato di carattere prettamente invernale a causa di una perturbazione alimentata da aria fredda nord-atlantica. Domani nuvolosità diffusa su versanti tirrenici e zone interne, con associate precipitazioni, anche di moderata intensità, che assumeranno carattere nevoso oltre 1100-1300 metri. Altrove parzialmente nuvoloso, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in ulteriore lieve diminuzione. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani molto mosso il Tirreno, poco mosso al più mosso al largo lo Ionio. Venti deboli o moderati da maestrale. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava e messo in onda a Giuseppe Costanzo. Noi vi auguriamo un buon proseguimento.